Il fondo per le vittime del crack delle banche venete approvato nei giorni scorsi da Camera e Senato è solo il primo passo per ottenere giustizia da parte di chi si è trovato vittima inconsapevole delle condotte dei responsabili di questi disastri finanziari. Lo affermano all'unisono le 10 associazioni radunate sotto l'etichetta Unite per il Fondo. Ricordiamo che la legge non è ancora perfetta, sono necessari dei decreti e dei regolamenti attuativi che noi 10 associazioni CNCU abbiamo messo a disposizione i nostri uffici legali che in collaborazione con il Ministero dovranno elaborare appunto questi decreti e regolamenti attuativi. Regolamenti che dovranno stabilire innanzitutto i criteri di priorità per l'accesso al fondo. E noi vorremmo che questi partissero dalle condizioni delle persone che sono state tradite nei loro risparmi, da quelle che hanno più bisogno e più necessità. Nonostante le risorse siano raddoppiate rispetto ai 50 milioni inizialmente previsti, riconoscono dalle associazioni, si parla di cifre ancora distanti da quelle auspicate da migliaia di risparmiatori truffati. 100 milioni sono insoddisfacenti, questo ce ne rendiamo conto. Intanto dobbiamo subito creare le condizioni di finirli questi 100 milioni, perché il fondo che è stato creato come unico al mondo, perché va comunque a risarcire degli azionisti, sarà ricaricato coi conti dormienti. Le 10 associazioni, che rappresentano complessivamente circa 100.000 persone, si propongono quindi di continuare l'azione di pressione sul governo per garantire ai risparmiatori rovinati un vero risarcimento. Se noi continuiamo a ricordarci prima i risparmiatori, marceremo uniti e colpiremo con vittoria gli obiettivi.